È un sentiero su cui passano anche altre persone, quindi onestamente non pensavo che ci fossero proprio tracce di lupo. 10. Sicuramente fa paura, però è anche affascinante. Queste impronte qua ci fanno ben sperare. In Carnia, negli ultimi decenni, il paesaggio è cambiato velocemente, i boschi sono avanzati, la neve è diminuita e molte attività tradizionali sono scomparse e insieme alle montagne sono cambiate anche gli animali che la abitano. Alcune specie sono tornate dopo lunghi periodi di assenza, altre sono arrivate per la prima volta. Oggi siamo qui con la classe del Solari per cercare le loro tracce sulla neve, capire come si studiano gli animali selvatici e come sta cambiando il rapporto tra uomo e natura. Distinguere un lupo da un cane grande non è facile. Quello che tipicamente si osserva nel lupo è che non si ferma da nessuna parte praticamente, salvo qualche volta a urinare o a defecare, mentre invece se qualcuno di voi ha cani e li porta a spasso sapete benissimo che cosa fanno i cani di solito. Annusano stimoli nuovi, odori nuovi, per cui sono tutto il tempo che vanno a destra e a sinistra, e questo la neve lo riflette molto bene. Quante dita hanno? 5. Che animale è? La faida. Bravissimo. Diciamo i lupi generalmente hanno un range dimensionale abbastanza noto, sono impronte lunghe circa 9-10 cm, alle volte 11 su individui più grandi, e larghe più o meno 8, dai 7-8-9 cm. Quanto misura questa impronta? 11 cm, per cui siamo perfettamente nel range del lupo, no? Pur essendo un modo antico e affascinante di conoscere la natura, le tracce non ci consentono di osservare altri aspetti della vita degli animali. Non ci dicono quando, quante volte o come vive davvero questo ambiente. Per questo oggi il monitoraggio si affida anche alle nuove tecnologie. Una delle tecniche di monitoraggio che si usa, fototrappolaggio, e vengono utilizzate in queste aree, un po' aree remote, per appunto controllare presenza di fauna selvatica, passaggi, tempo di passaggi, quanti animali abbiamo, eccetera eccetera. Dove si posiziona generalmente le fototrappole secondo voi? Nei prati. Vicino ai fiumi. Dove c'è meno, influenza dell'uomo, dove magari il lupo è più libero, anche tutti gli altri animali del bosco. Allora, sì e no. Vengono utilizzati parecchio le forestali, i sentieri, e hai più successo di poterli inquadrare, prendere, e capire più o meno le consistenze, i numeri e tutto quello che diceva Lorenzo. Poi si possono utilizzare anche per valutare il comportamento che una specie ha. Le fotocamere ci consentono di vedere nel passato e di ricostruire anno dopo anno, stagione dopo stagione, delle storie di vita, di scomparsa e ricomparsa che interessano specie animali diverse in luoghi diversi e corrono accanto al cambiamento climatico. C'è un lupo! Questo a maggio, metà maggio. Visto che collo taurino che ha. La volpe. Infatti, quando ci sono i lupi in giro, quindi quando c'è un branco stabile o anche una coppia, è bello vedere perché le volpi le vedi spesso passare con pezzi di carne in bocca. Perché Sfruttano tantissimo le predazioni fatte dal lupo. Aspettavate tutte queste tracce di lupo? Io sì, anche perché appunto io ho avuto l'attacco ai miei animali, quindi ci penso. Ma io avevo già anche visto impronte di lupo, quindi sapevo com'erano un po'. Io non avevo un'idea di come fosse, ecco. Questa distanza qua, che è la sella, è praticamente lo spazio tra le due spalle, no? Perché il lupo va così, ok? Se riuscite a prendere il passo e disegnarlo. Secondo me negli ultimi anni la popolazione dei cervi sta sempre più aumentando e quella dei caprioli diminuendo purtroppo. Tutto cambiamento soprattutto del bosco e per il mangiare, ma di lupi non ne ho mai avuto problemi o arrivare a confronto con loro e rivederli. Dal mio punto di vista è normale che un carnivoro vada a cercare le prede, fin quando non arrivano magari sui miei cani con cui vado a caccia o altri problemi che mi creano a me, per me non è un problema.
Sicuramente fa paura, però è anche affascinante. Dipende dal punto di vista, cioè se io ho delle bestie, degli animali, non è che mi faccia tanto piacere, ma avercelo non mi cambia il mio modo di vedere, andare a fare una passeggiata o cose. Il lupo è tornato dopo 100 anni, con lui la lince, la lontra e l'orso. Ma ad arrivare in Carnia ci sono anche nuove specie, come lo sciacallo dorato, che hanno iniziato ad occupare questi territori solo negli ultimi decenni. E questa è l'impronta del gatto selvatico. E oggi le nostre montagne ospitano presenze che fino a poco tempo fa sembravano davvero lontane. Ormai da oltre 5 anni le classi del settore agrario e biologico dell'Istituto Superiore Solari di Tolmezzo salgono in queste montagne, un progetto che permette loro di conoscere la natura della Carnia, gli animali che la abitano e i sistemi per monitorarli. Un'occasione da cogliere, visitare come abbiamo fatto noi oggi, perché penso sia utile per conoscere il proprio territorio. Nella nostra età si pensa più a andare in giro o stare a casa, però comunque sia un'attività abbastanza anche molto interessante. Si parla comunque sempre dell'ambiente, di ciò che ci circonda. Da quello che osservano nascono le loro idee riguardanti il monitoraggio della fauna selvatica, utili anche alle comunità locali, al fine di individuare nuove forme di coesistenza, valorizzazione ecoturistica e di tutela delle forme tradizionali del territorio. Quando si conosce si riesce anche a gestire. Su questo credo che la scuola abbia un aspetto estremamente importante come guida e anche come gestione poi futura del territorio. I gestori saranno loro. Il sapere è l'unica cosa che nessuno ci potrà mai rubare e bisogna avere sempre sete di sapere.